intanto parliamo della partita che ci aspetta mercoledì. Troviamo una squadra, una delle più fisiche del campionato, una delle più esperte, che può contare in giocatori che questo campionato lo hanno fatto per moltissimi anni, che hanno grandissima esperienza, che lo hanno vinto e che hanno partecipato anche al campionato superiore e anche per la nostra nazionale maggiore come Cinciarini. Quindi sicuramente andiamo in un campo difficilissimo, in uno dei campi più caldi d'Italia, quindi sappiamo il clima che troveremo, la squadra che affronteremo e siamo pronti. Noi veniamo da qualche giorno di riposo in più, vista la partecipazione agli europei, alle qualificazioni agli europei di Ivan. Come stiamo? Questi giorni ci sono serviti per recuperare un po' le energie dopo un periodo pesante, dopo un periodo di molte partite. Abbiamo recuperato qualche acciacco, abbiamo potuto essere felici insieme a Ivan per questa chiamata con la sua nazionale, quindi insomma, sono stati dei bei giorni dove abbiamo potuto lavorare su di noi, abbiamo potuto preparare con attenzione la partita, quindi come ho detto siamo pronti per affrontare questa lunga trasferta, questa lunga e difficile trasferta. C'è qualcosa secondo te che c'è da fare in più rispetto al solito per portare a casa la partita? Troviamo probabilmente la squadra più fisica del campionato, una squadra che difensivamente è la miglior difesa del campionato, quindi sotto quell'aspetto servirà ancora più attenzione ai dettagli per provare a fare magari quei canestri facili che qualche volta possono capitare all'interno della partita, e ancora di più dovremo essere capaci a farli contro la loro fisicità e la loro esperienza. Buonasera Lorenzo. Buonasera. Che piacere vederti tutto intero. Finalmente, dai, una settimana senza botte ogni tanto capita. Come stai? Bene, sì, siamo pronti, abbiamo fatto una settimana lunga di allenamenti proprio in vista di queste partite ravvicinate che ci saranno a dicembre. Siamo carichi, siamo pronti, abbiamo visto che ce la giochiamo con tutti e non vediamo l'ora adesso di giocarcela a Brindisi. Ecco appunto Brindisi, cosa ci dici? Cosa ci racconti di Brindisi? Brindisi è una grande squadra, sarà difficilissimo batterli là. Non si sa mai perché comunque tutte le squadre possono vincere contro tutti, l'hanno dimostrato anche le ultime partite. Perciò andremo lì col coltello tra i denti, vediamo che cosa caviamo fuori, però ce la possiamo fare. Qual è secondo te la strategia migliore? È essere duri, perché loro saranno durissimi e come talento e nomi sicuramente sono superiori a noi, quindi dovremmo essere più duri di loro e correre molto di più. L'unica cosa che possiamo fare è quello. Ora a un tot di mesi dall'inizio del campionato, come ti sembra questa Gemini? Da vice capitano mi fai un... Questa Gemini onestamente ha superato le aspettative, siamo una squadra che lotta, giovane, che non ha paura di niente e a cui piace correre e mettere in difficoltà gli avversari sulla corsa. E siamo questi, ogni tanto pecchiamo di esperienza, però ci può stare, rende anche le partite più divertenti perché vincere sempre di 20 sarebbe noioso.